È già passato un anno tragico per Venezia e la sua popolazione, che ancora subisce le conseguenze di una marea devastante, cui si è aggiunta, pochi mesi dopo, una pandemia. Abbiamo ancora negli occhi video apocalittici, girati per la città quella notte. È stato un evento che nemmeno gli scienziati hanno potuto prevedere. Il progetto Acquagranda, che lanciamo ufficialmente oggi, è costituito da un archivio e una mostra e ha come obiettivo quello di non dimenticare quanto accaduto. Oggi capiremo insieme come è nato questo progetto, in cosa consiste e come diventarne parte attiva. Acquagranda è un progetto realizzato da Science Gallery Venice e il progetto europeo Odysseus dell'Università Ca' Foscari Venezia, in collaborazione con Fondazione Querini Stampalia Onlus, Fondazione Bevilacqua La Masa, Fondazione Ugo e Olga Levi Onlus, Ginco Film. I partner scientifici sono il Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia, CNR Ismar, il Citizen Science Center di Zurigo e il patrocinio di Confartigianato. Passo ora la parola alla professoressa Tiziana Lipiello, rettrice di Ca' Foscari. Buongiorno Erika, buongiorno a tutti. Sono lieta di dare il benvenuto a tutti gli ospiti di questo bell'evento. Come ha ricordato Erika, ricordiamo quello che è accaduto esattamente un anno fa, ma lo vogliamo ricordare positivamente con un'iniziativa che nasce da un progetto europeo, Odysseus, il cui coordinatore è Massimo Vardien, e quindi poi il professor Massimo Vardien ci illustrerà questo progetto e che ha la finalità appunto di raccogliere le memorie legate a quella giornata, le memorie della cittadinanza. Ca' Foscari ha risposto quindi con un progetto europeo insieme agli altri partner, ma anche con un'azione concreta, una raccolta di fondi che è stata avviata lo scorso anno, una raccolta di fondi per la quale sono stati raccolti non tantissimo, 52.000 euro, che comunque non è poco per un'università, e che sono stati poi devoluti al Conservatorio Benedetto Marcello, alla Fondazione Querini Stampalia e al nostro collegio internazionale a San Servolo, che aveva subito dei danni ingenti. Ecco, io volevo soltanto portare i saluti di Ca' Foscari, darvi il benvenuto e lascio quindi la parola a chi seguirà dopo di me e a Erika che introdurrà. Grazie. Bene, grazie professoressa. Passo la parola a Paola Mar, l'assessore del Comune di Venezia con deleghe al patrimonio, alla toponomastica, all'università e alla promozione del territorio per i suoi saluti. Buongiorno a tutti, buongiorno Erika, buongiorno alla magnifica rettore o rettrice che dir si voglia. Io da storica apprezzo sicuramente quella che è la difesa della memoria. In un periodo sicuramente di passaggio, perché passiamo da una memoria cartacea, da una memoria tangibile, sicuramente a una memoria diffusa digitale. Riprendo le parole della rettrice e dico che questa cosa deve essere ricordata sicuramente anche in positivo. In positivo perché ci ha fatto vedere con chiarezza qual è la resilienza della città di Venezia, la capacità di far fronte anche a degli eventi stravolgenti come quello che è stata l'Acquagranda del 12 di novembre dell'anno scorso, che potevano mettere in ginocchio la città. La città sicuramente non sta passando un bel periodo, però ha reagito veramente bene all'Acquagrande. Ricordiamo che di ieri l'ultimo decreto del commissario straordinario e finora sono stati erogati rimborsi a chi ha subito danni per un totale circa di 23 milioni. C'è stata un'ottima sinergia fra Stato, Regione e Comune e che come abbiamo visto peraltro in altre calamità naturali non è così semplice e non è così facile.
io credo che questa sia anche un'occasione per far capire al mondo, e qui ringrazio il nostro Alvise Papa del Centro Maree, del Comune di Venezia, che l'acqua granda o l'acqua alta è un fenomeno che pochi conoscono nella sua formazione, ma pochi conoscono anche nel suo riflesso nella città, perché come si dice in veneziano, se ora cae, se ora cresce. È chiaro che quella dell'anno scorso, essendo stata la seconda marea dal 66, è stata una marea importantissima e imprevedibile. Io ricordo di essere sbarcata a Pellestrina alle ore 15 del giorno 13 e con estrema franchezza chi vive nell'isola mi ha detto: non potevamo pensare una cosa del genere, perché il vento è cambiato improvvisamente e dai 145 che erano stati correttamente previsti siamo passati ai 187. Ecco, quindi talvolta anche la scienza non riesce a fare delle previsioni non corrette. La natura prende il sopravvento. Con correttezza, però chi vive e conosce la natura in cui vive ha significato che questa era una cosa veramente, veramente eccezionale. Il conservare la memoria, il capire i danni, capire l'impatto sulla popolazione, capire la sofferenza anche della popolazione, ma la sua capacità di reagire, perché in quei giorni abbiamo ricordato anche tanta solidarietà, tanta, come si dice, non umiltà, la capacità di rialzarsi. Ecco, questa è una cosa sicuramente importante anche per dare la testimonianza della città che è Venezia. Quindi grazie a tutti del lavoro svolto e lavoriamo molto su quella che è la memoria diffusa digitale, perché finché si va in un archivio si possono prendere dei faldoni e trovare dei documenti, deve essere coscienza di tutti il poter pensare che a differenza di un faldone con archivio dei documenti, ci possano essere degli archivi digitali che però testimonino il tempo che scorre e la nostra storia. Grazie. Grazie Assessore. Adesso entriamo nel merito del nostro progetto. Abbiamo Massimo Varlin e Luke Stills, coordinatori del progetto europeo Odysseus dell'Università Ca' Foscari di Venezia e docenti dell'Università. Massimo. Buongiorno a tutti e benvenuti a tutti. Come avete sentito, il progetto Acqua Granda 2019 è il risultato della collaborazione fra il progetto Odysseus, un progetto finanziato dall'Unione Europea, e Science Gallery di Venezia. Due parole davvero sul progetto Odysseus. È un progetto dedicato alla ricerca sui social media, a creare strumenti per capirla, analizzarla e trovare anche modi di gestire alcune delle sue conseguenze. In questi anni ci siamo abituati a pensare ai social media soprattutto attraverso i loro effetti più negativi. L'idea di fake news, di incitazione all'odio sono diventati spesso associati a come pensiamo ai social media. In realtà ovviamente sono anche molte altre cose, sono soprattutto una fonte abbastanza straordinaria di dati e di informazione su come le nostre comunità vivono gli eventi che le toccano e come riflettono su se stesse attraverso la comunicazione. Il progetto Acqua Grande è nato proprio dal desiderio di cogliere questo aspetto dei social media, questa opportunità straordinaria di informazione e di memoria. E in particolare il progetto cerca di cogliere la voce e lo sguardo, letteralmente, dei cittadini di Venezia durante la notte del 12 novembre e nei giorni immediatamente successivi. In realtà stiamo anche facendo un po' di ritorno sul 1966. L'idea è poi di rendere accessibile e disponibile questo materiale, come si è detto, attraverso un archivio che sarà un archivio digitale, e non solo un archivio digitale, ma un archivio che speriamo sia accessibile e visitabile in modi particolarmente semplici, intuitivi e nuovi. Ad esempio, sarà possibile percorrere letteralmente l'archivio a piedi, cioè camminando per la città e con un telefono o un tablet a disposizione, vedere attraverso QR code o forse GPS
le immagini, i video, i commenti, ulteriori materiali di quello che succedeva in quell'esatto luogo nella notte del 12 novembre. Quindi letteralmente un archivio che si possa attraversare a piedi come questa città. Una nota molto importante è che questo progetto è un progetto che fa leva moltissimo sulla partecipazione dei cittadini singoli, delle associazioni, delle istituzioni che ci hanno aiutato e continueranno ad aiutarci a raccogliere e speriamo anche a elaborare questi dati in diversi modi e che quindi hanno contribuito già con foto, video, testi, chat, ma anche dati scientifici di ogni tipo, aiutandoci a raccogliere già migliaia e migliaia di materiali multimediali, video, foto e così via, così come decine di migliaia di post, chat. Un enorme materiale che ci permetterà letteralmente di ricostruire minuto per minuto, luogo per luogo, quello che è successo quella notte attraverso l'occhio dei nostri cittadini. Per fare questo devo sottolineare che il progetto ha potuto avvalersi anche di importanti competenze tecnologiche e non solo, e degli strumenti di acquisizione e di elaborazione di questi materiali, in buona parte anche creati dal progetto Odysseus, di cui siamo molto fieri e orgogliosi, oltre che di contributi creativi di altri partner del progetto, di artisti e scienziati che ci stanno aiutando a rendere leggibili in modi interessanti e nuovi questi dati. Lasciatemi comunque ringraziare brevissimamente lo straordinario team veneziano di Odysseus che ci ha aiutato in tutti i modi e che ha reso possibile concepire e attuare il progetto, in particolare Carlo Santagiostina, Costanza Sartoris, Michele Schiavinato e Marco Paradini hanno dato un aiuto assolutamente insostituibile. Acquagranda, vi dicevo, vuole essere un nuovo modello, ancora più che di archivio, di una memoria collettiva digitale. E su questo lascio volentieri la parola a Luke Stills, che voleva svolgere alcune considerazioni proprio su quest'idea. Cosa vuol dire costruire una memoria collettiva digitale? Grazie. Buongiorno a tutti. Una memoria collettiva digitale è una risorsa di informazioni digitali creata da una comunità per la comunità. Si ispira alla nostra memoria umana, che contiene un enorme insieme di fatti, immagini, suoni, odori, esperienze corporee, credenze, commenti, opinioni, speculazioni, piani, emozioni, prospettive e molto altro. La nostra memoria è fondamentale per darci un senso e per affrontare nuove esperienze sulla base di ciò che abbiamo imparato in passato. Una memoria della comunità digitale aspira a fare lo stesso, tranne che non è la memoria di una singola persona, ma di un gruppo di persone che hanno preoccupazioni comuni. Non è memorizzata nel cervello di nessuno, ma nei computer. Attraverso una interfaccia intuitiva, ha lo scopo di condividere gioia, ma anche tristezza, per aiutare una comunità ad affrontare eventi traumatici e a espandere e condividere risorse preziose. Alcune memorie collettive digitali sono state costruite in passato, ad esempio per avvisare dell'inquinamento atmosferico e acustico in città come Parigi e Bruxelles, o per aiutare a gestire il disboscamento sostenibile nella foresta pluviale africana. Ma la memoria collettiva digitale di Acquagranda è speciale, non solo perché si tratta del trauma delle catastrofiche inondazioni di Acquagrande a Venezia, ma anche perché utilizza i social media e recentissime analisi dei dati e strumenti dell'intelligenza artificiale sviluppata nel progetto europeo Odysseus, al fine di raccogliere e mostrare le reazioni di cittadini, visitatori ed esperti e rendere visibili le loro opinioni
su ciò che dovrebbe essere fatto per evitare future catastrofi. La memoria collettiva digitale di Acquagranda è un sistema vivente. La prima base c'è, ma ora è nelle mani di tutti coloro che hanno a cuore Venezia per ampliarle ulteriormente e utilizzarla come strumento per ricordare gli eventi di Acquagranda e per trovare un percorso verso la futura vivibilità e sostenibilità di questa città unica. Grazie. Grazie Luke, grazie Massimo. Passiamo ora la parola a Neil Hartman, il direttore da gennaio 2020, quest'anno in particolare, di Science Gallery Venice. Buongiorno a tutte e a tutti. Science Gallery Venice è il progetto di public engagement attraverso l'arte e scienza di Ca' Foscari. È il progetto Acquagranda che lanciamo oggi. Ne è il perfetto esempio. Acquagranda mette insieme artisti internazionali e scienziati delle maggiori istituzioni di ricerca veneziane e coinvolge anche tutta la popolazione che ha già contribuito in questi mesi con 10.000 dati, di cui 500 video, 4.500 foto e 4.300 altri tipi di formati, e alle quali chiediamo di continuare a inviare materiali multimediali per far crescere il più possibile l'archivio digitale che stiamo costruendo e che rimarrà con memoria collettiva di quel tremendo ricordo di un anno fa che ha conseguenza ancora oggi su tutte e tutti noi. Oltre all'archivio, nell'aprile del 2021 apriremo una mostra diffusa in varie sedi della città, con opere in realtà virtuale, grazie alle quali vedremo i contenuti dell'archivio, trasformati in modo artistico, in modo migliore, secondo noi, di ricordare il 12 novembre 2019. Vorrei ringraziare in particolare Massimo Wagner e Luke Steels di Ca' Foscari, impegnati nel progetto europeo Odysseus, con i quali stiamo lavorando per Acquagranda. Tutti i nostri partner e le istituzioni che ospiteranno la mostra e tutto lo staff di Science Gallery Venice, che sta lavorando da mesi a questa emozionante iniziativa. Grazie and thank you. Passo la parola ad Alvise Papa, il responsabile del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia. Buongiorno a tutti, sono Alvise Papa, io sono un fisico, sono da diversi anni responsabile operativo del Centro Maree e insieme al mio collega Marco Favaro vi siamo veramente molto grati per aver fatto partecipi il Centro Maree di questo interessantissimo progetto. Noi stiamo collaborando con Science Gallery perché è bellissimo vedere come è possibile sfruttare la nostra banca dati con strumenti assolutamente nuovi per noi. Il Centro Marea ha una banca dati veramente incredibile con misure in continuo da circa 150 anni, comprendente dati di livello di marea ma anche di varie grandezze meteorologiche. Sono osservazioni e numeri che ci stanno rivelando molte cose del nostro passato, quindi ci aiutano a capire e a comprendere il presente e in una certa misura a prevenire ciò che accadrà, il nostro futuro climatico. Noi oggi abbiamo un problema molto grosso, che è come riuscire a dialogare con l'uomo contemporaneo, come affrontare questa sfida fondamentale del giorno d'oggi che è la comunicazione, dove trovare nuovi modi per rappresentare dati scientifici e spiegare questioni che sono sempre più complesse. Ecco, quando ero all'università, il rettore dell'epoca mi coinvolse
parecchio tempo fa in un suo gruppo di studio, che diceva che la comunicazione stava cambiando rapidamente e che la dialettica stava lasciando il terreno ad un linguaggio a slogan. Ecco, oggi vedendo i miei figli, specialmente i più piccoli, mi sembra che siamo oggi ben oltre, siamo nel regno dell'immagine, si comunica più a livello di emozioni che di contenuti razionali. Ecco, io non vorrei perdermi, ma guardando alcuni vostri prodotti mi è tornato alla mente un libro che lessi ormai tanti anni fa, Understanding Media, nel quale McLuhan fa un'affermazione tranchant: il mezzo è il messaggio. E mi sembra che oggi questa sia una particolarmente profonda e valida per quello che stiamo vivendo. Per questo non solo mi trovo ad ammirare sinceramente la vostra capacità di rendere con immagini contenuti di una rilevante importanza, ma desidero sfruttare questi minuti per chiedervi aiuto, un aiuto a trovare il modo di portare il nostro utente, i giovani come gli anziani, a comprendere almeno alcuni aspetti della complessità degli eventi naturali. Fenomeni che sono sempre più complessi, sempre più difficili da far comprendere, sempre più difficili anche da spiegare. E in questi anni ne abbiamo fatto, ahimè, più volte esperienza, da Tempesta Vaia nel 2018, quando ricordo che solo per una manciata di ore di sfasamento tra marea e vento non abbiamo superato i 2 metri di marea, fino ad arrivare alla nuova Acqua Granda, 12 novembre 2019, un evento di una complessità unica, la somma di ben 4 fenomeni naturali, tutti potenzialmente dannosi, e poi l'ultimo, questo oggetto che ormai nella letteratura scientifica si può configurare come un piccolo ciclone similtropicale molto compatto che si è formato a largo della costa veneziana e che è transitato sulla laguna centro-meridionale, apportando nella zona, specialmente nella zona meridionale della città, tutta la distruzione che abbiamo visto e in diversa misura alcuni di noi hanno anche subito. Ma non solo comunicazione meteorologica per la gente per la quale ormai insomma, si parla ampiamente di infodemia, ma basti pensare anche al caos dilagante legato alla complessità della comunicazione Covid, come si diceva prima. A me entusiasma molto la vostra iniziativa, perché se l'arte e la scienza tornano a dialogare e a collaborare, allora forse veramente possiamo trovare assieme il mezzo per farci comprendere appieno da una popolazione che ormai è satura dal rumore di fondo delle informazioni non controllate. Trovo poi che sia anche giusto che questa iniziativa parta da Venezia, perché Venezia da una parte è una sentinella degli effetti dei cambiamenti climatici, ma dall'altra ha anche una grandissima plurisecolare tradizione nell'uso del linguaggio artistico e architettonico per convogliare messaggi e nozioni al suo visitatore come al suo cittadino. Io penso che sia una delle sfide fondamentali del giorno d'oggi. Vi ringrazio moltissimo. Grazie a te Elvise per le tue parole. Passiamo la parola a Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia e del distretto veneziano della ricerca e della innovazione, DVRI. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per questo evento. Sono anche molto grato per le parole che ho appena sentito, perché insomma, ci danno il senso che iniziative come queste, diciamo in generale, insomma, l'atteggiamento di una comunità scientifica che si rivolge alla cittadinanza per contribuire a dare il senso dell'importanza di un approccio scientifico ai problemi, di un'informazione compiuta, un'informazione fondata su basi certe e fatti e informazioni verificate è importante. Capire i fenomeni è fondamentale ed è anche contribuire a far capire i fenomeni è nei fatti l'obiettivo di Science Gallery e del distretto. Science Gallery è un progetto che è nato a Venezia 4 anni fa, è un progetto che costituisce a Venezia uno dei centri di una rete internazionale che coinvolge
8 siti nel mondo oggi, è nato a Dublino nel 2008 e poi si è sviluppato via via a Londra in partnership con King's College, a Dublino è nato con Trinity College, poi a Melbourne con l'Università di Melbourne, in India, a Bangalore con l'Istituto Indiano di Scienza e altre associazioni e altre istituzioni di ricerca, Biocon in particolare. Poi è atterrato a Venezia e poi si è ulteriormente espanso a Rotterdam, negli Stati Uniti. È un progetto che ha come scopo quello di coinvolgere gli studenti, le giovani generazioni nel comprendere e contribuire a divulgare la comprensione della scienza. È un progetto che nelle sue definizioni iniziali appunto, si rivolge ai young adults dai 15 a 25 anni per cercare appunto di veicolare i concetti scientifici complessi attraverso il modo più diretto che si possa immaginare, più efficace, attraverso l'arte in senso lato, perché l'arte è capace di veicolare un concetto senza complessità, senza aggiungerci complessità, anzi dirimendo le complessità ed emozionando e quindi lasciando un segno. Lo fa attraverso mostre e attività come queste. Io sono particolarmente grato a tutti quelli che hanno realizzato il progetto. Intanto vorrei anche complimentarmi perché è un progetto veramente bello nella sua idea ed eseguito. No? It's a good idea executed in modo veramente bello e competente. È un esempio di citizen science, alla fine anche, che è un altro modo per coinvolgere, veicolare, far comprendere la scienza, semplicemente coinvolgendo la città, la cittadinanza direttamente nella costruzione di un progetto scientifico, che in questo caso è appunto la costruzione di una memoria collettiva. Ed è anche un modo in cui le istituzioni, Ca' Foscari e con lei tutte le istituzioni del distretto partecipano a costruire questo progetto, insomma, di università civica che la rettrice ha molto enfatizzato nel suo messaggio iniziale, anche nella sua campagna elettorale, e in cui anch'io credevo, insomma, e sono felice che si concretizzi da parte di Ca' Foscari e di una coalizione delle istituzioni della città, perché essere civici vuol dire coinvolgere tutti, evidentemente la città, l'amministrazione. Sono contento che sia qui con noi l'assessore Paola Mar, che interpreta una delega che è una novità, una bella novità di questa amministrazione, una delega all'università. Io non ho memoria, non vivo a Venezia da tanti anni, ma insomma non mi risulta che ci sia stato in precedenza l'amministrazione, ma prima di tutto, insomma, anche prima, insieme all'amministrazione e a tutti i cittadini, le associazioni culturali, istituzioni di ricerca della città. Questo è il DVRI, è un'associazione che è nata nel 2014 con una dichiarazione, insomma, ancora il rettorato di Carlo Carraro, con una dichiarazione di interesse, di convergenza verso una missione comune, che è quella appunto di promuovere l'attività scientifica e l'innovazione a Venezia, e oggi coinvolge le istituzioni diciamo di istruzione superiore e di ricerca. Le voglio menzionare perché il contributo di ciascuna di queste in questi anni è stato importante, ed è stato importante anche nell'esecuzione del progetto. E sono l'Accademia di Belle Arti di Venezia, l'Università Ca' Foscari, il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, l'Istituto Salesiano, l'Università di Venezia, la Venice International University, il CNR nei suoi 2 istituti, l'ISMAR e oggi l'ISP, l'Istituto di Scienze Polari, ISMAR, l'Istituto di Scienze Marine, il San Camillo e il Corila. E poi le associazioni e le fondazioni, associazioni ONLUS e fondazioni, la Fondazione Bevilacqua La Masa, la Fondazione Musei Civici di Venezia, quelli di Stampaglia, Ugo ed Olga Levi, la Fondazione M9, il Per Venezia Consapevole, il Centro Studi Arsenale, il Centro Tedesco di Studi Veneziani, il Venice International Center for the Environment and Culture.
Ecco, questa coalizione di istituzioni da anni collabora a creare una rete per i ricercatori, a creare occasioni di incontro per i ricercatori e di ricercatori e di studenti per lo sviluppo di occasioni appunto di dialogo e di crescita collettiva in progetti di ricerca e in progetti di public engagement come quello di cui parliamo oggi, che sono al bordo tra la ricerca e appunto l'attività di coinvolgimento pubblico. È un progetto che credo sia importante, una coalizione che è cresciuta negli anni e che vorremmo consolidare a favore anche di un progetto per la città. Alla fine una delle direzioni che penso sia utile e importante sviluppare nella città veneziana, nella sua interezza, è un percorso che promuova l'innovazione come driver di sviluppo economico e anche come opportunità per creare un futuro di lavoro per le giovani generazioni di studenti in primis e di veneziani o di studenti o di ricercatori che potremo attrarre dal mondo. È un futuro di lavoro qualificato, attraverso il quale appunto dare sviluppo alla città e prospettive alle giovani generazioni. Chiudo per fare i complimenti di nuovo, ringraziare del lavoro allo staff di Science Gallery, Erika che ci sta coordinando qua, una persona che è sempre dietro le quinte ma è uno dei motori del progetto, che è Gabriella Travaglia, che è la direttrice del DVRI e lavora sinergicamente a Science Gallery, Neil, che spero che possa parlare, che è il direttore acquisito di Science Gallery, e i founding partners del progetto Science Gallery. Il DVRI ha sostenuto attraverso i contributi delle diverse istituzioni che partecipano al progetto. Abbiamo dei compagni di viaggio importanti, la Fondazione di Venezia, il Porto, l'Autorità Portuale di Venezia, Banca Intesa, e non mi pare di mancarne qualcuno. Erika, se ne sto mancando qualcuno, sicuramente sì. Gli alumni, l'associazione. Gli alumni di Ca' Foscari, che sostengono il progetto. È un progetto complesso, ambizioso, ma sta dando dei frutti e penso che potrà darne di più e più importanti, sempre più importanti in futuro. Grazie, scusate, ho preso tanto tempo. Grazie a lei, grazie a lei. Allora, adesso passiamo a due interventi di responsabili di enti del DVRI, appunto, che ospiteranno alcune delle mostre, delle opere della mostra. Abbiamo Bruno Bernardi, presidente della Fondazione Bevilacqua La Casa. Buongiorno, io ho di quello che è successo con l'Acqua Granda, perché giusto il giorno dopo, il 13, è arrivato un gruppo di studenti dell'Accademia Albertina di Torino, con i quali avevamo concordato l'opportunità di una loro mostra, cominciata poi regolarmente il giorno 16. Bene, questi ragazzi, una sessantina circa, perché noi abbiamo esposto opere di 52-53 artisti a Palazzetto Tito, vicino a Campo San Barnaba, che è una delle sedi della nostra fondazione. Questi ragazzi sono arrivati per contribuire all'allestimento della mostra il 13 e si sono trovati nelle condizioni che potete pensare. Bene, quello che è successo è che hanno lasciato un momento da parte il loro compito originario e hanno cominciato in anticipo rispetto alla pur magnifico arrivo di una cinquantina di altri studenti delle scuole superiori e dell'università veneziani. Hanno cominciato il 13 a asciugare pagine, a recuperare faldoni che erano stati sommersi dall'acqua,
e a dare una mano nel recupero della sede. Noi a Palazzetto Tito abbiamo a piano terra, e quindi stiamo parlando di una 60-70 centimetri, che hanno anche di più, che hanno sommerso tutto. Abbiamo gran parte della storia della Bevilacqua. Abbiamo il magazzino libri e l'archivio storico. Per fortuna buona parte delle opere sono conservate al Vega, al Parco Scientifico a Marghera. Sottolineo che l'arrivo di questi ragazzi e la loro disponibilità il giorno 13 è stata determinante perché, come sapete, poter intervenire per tempo, appena possibile, nel recupero di materiali cartacei danneggiati dall'acqua salata è una cosa assolutamente vitale per la loro conservazione. Sono stati 2 o 3 giorni, il 13, il 14, il 15, di grande partecipazione, perché alternandosi abbiamo avuto un centinaio di persone tra i ragazzi dell'Albertina e i volontari veneziani, loro coetanei, che si sono dati un grande affare meritorio in questa situazione. Ecco, questo è una cosa che ha, come dire, un po' dato il senso di quello che abbiamo vissuto in quel periodo, il senso di un grande pericolo incombente, il senso anche di una coesione che si è spinta in maniera del tutto spontanea a livelli che normalmente non riusciamo a riscontrare. Direi che questo va molto in tono con quanto diceva Michele Bugliesi poco fa, nel senso che la logica profonda di una iniziativa come il distretto veneziano e la ricerca dell'innovazione, tra le altre cose, quello di costruire una rete di interessi, di solidarietà e di emozione attorno ad un racconto della scienza che sia riportato in una condizione di contributo positivo alla nostra vita personale e associata. Altrimenti la logica del racconto resta tutta quanta in mano ai percorsi in negativo delle fake news e dei social, in cui di tutto leggiamo, soprattutto cose molto veloci e spesso molto denigratorie. Quindi costruire coerenza, consapevolezza, coesione attraverso un racconto più attendibile della scienza e dei suoi processi, farlo attraverso l'arte e le emozioni che questa può trasferire, sono gli stessi principi che governano anche lo sviluppo della nostra istituzione. La Fondazione Bevilacqua La Masa è una istituzione del Comune di Venezia, data ormai più di 120 anni, ed è sorta coltivando fin dall'inizio questa idea di aiutare lo sviluppo dell'arte attraverso il sostegno ai giovani artisti. E questo, eradicare questo in una realtà urbana come quella di Venezia è senz'altro una iniziativa di grande peso. Questa è una delle ragioni per le quali non abbiamo avuto esitazione a associarci al distretto veneziano della ricerca e dell'innovazione non appena abbiamo avuto notizia di questa grande idea. Vi ringrazio. Grazie a lei. Giorgio Busetto, direttore della Fondazione Ugo e Olga Levi Onlus. Prego. Buongiorno. Allora, nei 5 minuti che ho a disposizione, e metto anche il cronometro, in modo da andare fuori della misura, ho pensato di parlarvi di quello che è stato l'impatto dell'Acqua Granda sulla Fondazione Levi. Ci sono fatti di natura fisica. Quella notte io ero qui, stivali all'altezza
dell'inguine e non mi è stato possibile entrare in acqua perché l'acqua era ancora più alta e io dovevo raggiungere una finestra che continuava a sbattere. Alvise Papa ha raccontato del vento, ma vivere nel vento è stata una cosa veramente impressionante. Infatti quella finestra alla fine si è rotta. L'acqua ha danneggiato tutto il piano terra del Palazzo Giustiniano lì, che è un palazzo di Baldassarre Longhena situato di fronte alle gallerie dell'Accademia, ma c'è stata poi una conseguenza di lungo periodo, nel senso che la fondazione vive di affitti e questi affitti sono per immobili locati ad attività che lavorano di fatto con il turismo e che si sono completamente bloccate. Allora qualcuno è più forte e sta restituendo quello che non era riuscito a dare al momento. Qualcuno invece meno forte dovrebbe dare in futuro quello che non è riuscito a dare in conseguenza dell'acqua granda prima e che ha ridotto enormemente il flusso turistico per come è stata comunicata. E subito dopo è arrivata la mazzata del lockdown e adesso di nuovo c'è la chiusura per qualcuno di questi inquilini. Devo dire che in positivo racconto la grande solidarietà che si è manifestata con i soccorsi e questi fantastici ragazzi del liceo e dell'università che sono accorsi per aiutarci nel recupero di quello che era stato danneggiato in termini di materiale librario. Per fortuna non era moltissimo, era peraltro in 2 differenti sedi e davvero questo ha rincuorato molto, perché essere colpiti così dalla natura è sempre un fatto desolante. Che ci siano poi iniziative come questa è importante per tenere insieme la comunità scientifica e la comunità educativa e la comunità cittadina. Cioè, il cuore di Venezia, quello che si è palesemente lamentato della sua condizione e della situazione in cui si è trovato, immaginando di non essere sufficientemente soccorso, e qui anche forse c'è un problema di comunicazione, ma anche un problema di organizzazione della struttura pubblica e della rapidità dei soccorsi di natura finanziaria. Quindi l'identità comune che deve nascere fra tutti noi, che siamo ancora eredi di una cultura sostanzialmente medievale, quella in cui affondiamo le nostre radici, può svilupparsi solamente grazie a iniziative come questa, iniziative che tengono insieme nel ricordo di quello che è avvenuto, ma anche nella gestione del passato in funzione del futuro, perché questo è quello che stiamo facendo, questo è quello che vogliamo fare per lasciare un'eredità adeguata alle generazioni che seguiranno. Quindi la memoria, ma insieme il lavoro. Ecco, questo credo che sia il grande messaggio che viene da questo tipo di iniziative. Grazie, grazie mille. E adesso abbiamo Giovanni Pellegrini, il regista del documentario La città delle sirene, quando il mare ha cercato di mangiarsi la città, che andrà diciamo in onda oggi dalle 18 alle 24 sul canale YouTube di Ginko Film e anche sul sito di Science Gallery Venice. Dalle 18 in poi, sempre tutta la notte, D3082 Domus Civica, che è uno spazio espositivo e una residenza studentesca, proietterà alcuni estratti selezionati dal regista.
Giovanni, raccontaci del tuo documentario che attendiamo di vedere con grande trepidazione. Buongiorno a tutti, grazie a Venice Science Gallery e all'Università Ca' Foscari di Venezia per aver ospitato, diciamo, il mio film all'interno di questa bellissima iniziativa. Diciamo che sulle prime, vivendo l'alluvione dell'anno scorso, la prima idea che mi era venuta in mente era proprio quello che state facendo con l'archivio Acquagranda 2019. Io quella notte, la notte del 12 novembre, ero qua in questo punto esatto, che è lo studio della Ginko Film, a cercare di salvare le attrezzature. Le previsioni davano 145 centimetri, ma io ero appena entrato in questo posto e non mi fidavo di lasciare il computer e tutte le attrezzature incustodite, quindi sono rimasto qua. A un certo punto mi sono trovato su uno sgabello, non sapevo più dove andare. Poi sono tornato a casa e ho trovato io abito in un piano terra, l'acqua era entrata ovunque e diciamo sono rimasto scioccato come gran parte dei veneziani in quella notte. Io sono un documentarista e ho sentito il dovere di documentare quello che stava accadendo a Venezia. Io avevo vissuto solo per, diciamo, sentito dire l'alluvione del 1966, su cui però tra l'altro avevo fatto anche un documentario in occasione del 50° anniversario. E appunto da documentarista mi sono sentito in dovere di documentare quello che stava accadendo nella mia città. Queste riprese poi in principio dovevano confluire nel documentario che sto realizzando su Venezia, che è Venezia Liquida, che vuole raccontare un po' la realtà di Venezia nel 2020 con le sue luci, le sue ombre, una città che sotto i colpi del cambiamento climatico e anche di un certo modello economico, turistico, sta secondo me attraversando un periodo cruciale. Queste riprese sarebbero sicuramente state utili per quel documentario, ma poi si sono rivelate talmente tante e talmente potenti che durante il lockdown a marzo ho deciso di montare assieme e insomma mettere insieme in un film che è appunto il mio reportage personale, il mio racconto di quei 6 giorni drammatici che abbiamo vissuto tutti nel novembre dell'anno scorso. Quindi è il racconto delle mie giornate, delle mie visite a amici e conoscenti per vedere come stavano, per cercare di dare una mano, ma il contributo più utile che io avrei potuto fare era sicuramente quello di documentare e appunto fare un film che racconti non solo i veneziani, cioè è un film fatto da un veneziano, non tanto per i veneziani, ma quanto per chi non conosce Venezia bene e non capisce il fenomeno dell'acqua alta. Ricordiamoci che per mesi il turismo a Venezia ha avuto dei problemi perché tanti, anche in Italia, pensavano che fossimo ancora sotto 1 metro d'acqua. Vabbè, così non è e spero che questo documentario, oltre a restituire il dramma di quei giorni, possa aiutare a far capire un po' meglio questa città con le sue problematiche e insomma aiutare anche a preservarla nel migliore dei modi. Quindi vi invito a vedere il film questa sera dalle 6 a mezzanotte. Il film sarà disponibile sul canale YouTube di Ginko Film e sul sito di Venice Science Gallery. Ci si può connettere a qualsiasi ora e far partire il film dall'inizio alla fine. Poi a mezzanotte lo togliamo perché i film insomma hanno una vita commerciale che adesso da domani comincerà e quindi se lo tenessimo su YouTube avremmo finito di fare il nostro lavoro. Quindi ringrazio ancora Venice Science Gallery, l'Università Ca' Foscari, vi rinnovo l'invito a questa sera e buona visione. Grazie Giovanni. Adesso vediamo di che cosa si tratta con un piccolo trailer di un paio di minuti del tuo documentario.
Per la prima volta, anche io ho paura dell'acqua. Mi sento in dovere di prendere la mia barca e documentare quello che sta accadendo nella mia città. Quello che è successo, la gente adesso la gente ha paura. Noi all'acqua alta ci giochiamo, noi andiamo in giro a giocare con le barchette, siamo nati in mezzo all'acqua alta. Questa cosa sta proprio un'alluvione. Allora, mi viene da che giorno che su così, perché ho una paura tremenda, perché suonano le sirene, siamo io e mio marito che tiriamo su le cose. Posso stare tranquilla, secondo te? Cosa ne sarà del nostro mondo se il livello dei mari dovesse veramente alzarsi di 5 metri nei prossimi decenni? Venezia è solo un fragile avamposto. Guardando queste immagini si ripiomba immediatamente nelle emozioni che abbiamo vissuto l'anno scorso. Ora vediamo in un piccolo tutorial per capire come poter contribuire e arricchire questo archivio multimediale digitale e diventare parte attiva della memoria collettiva che è Acqua Granda. Bene, siamo arrivati alla fine di questo evento di lancio del progetto Acqua Granda. Avete visto come potete contribuire. Se avete delle domande in merito potete trovare i contatti, contattarci nel sito di Science Gallery Venice. Vorrei ringraziare tutti i relatori che hanno preso parte, tutti voi che ci state ancora seguendo. Vorrei ringraziare anche, oltre ai partner, anche Doppio Fondo, il laboratorio di stampa d'arte, casa editrice indipendente veneziana che ha realizzato l'immagine di Acqua Granda. Vi do a questo punto appuntamento al 21 aprile 2021 per l'inaugurazione della mostra diffusa per la città, nella speranza di poterlo fare di persona. Grazie.